A me fa particolarmente piacere questa sera la presenza, tra l'altro, di un altro relatore che è Alessandro Trentin, un imprenditore, past president di Apindustria Vicenza, gruppo giovani, che rappresenta secondo me effettivamente proprio l'esempio, un esempio importante di quanto fosse necessario creare una piattaforma referendaria apartitica. Oltre che ovviamente trasversale, che andasse ad abbattere gli steccati ideologici che magari ci dividono proprio su un tema che invece dovrebbe unire tutti i veneti. Sono particolarmente contento della sua presenza e credo che il suo esempio sia importante per il nostro comitato, perché credo che persone come Alessandro Trentin difficilmente, così come molti altri, come dei medici che sono entrati, come dei religiosi, come dei professionisti, difficilmente queste persone potevano esporsi diciamo, per portare avanti l'informazione attorno al concetto, al referendum e al diritto di decidere dei veneti in un referendum di indipendenza, se noi avessimo creato un qualcosa legato ad un partito. Per cui io di questo sono veramente contento ed è per questo che voglio fare i miei complimenti ad Alessandro Trentin, che questa sera è venuto a trovarci e che ora ci racconterà in un qualche modo qual è la sua visione del momento che stiamo vivendo e dell'occasione che si presenta al Veneto per il proprio futuro. Grazie Alessandro, e la parola. Io non mi sono preparato alcun discorso, mi ha detto vieni che è una serata light. Sì. E allora lo facciamo a due. Sono arrivato direttamente dal lavoro e quindi... Allora ti faccio una domanda, com'è per un imprenditore, per un giovane imprenditore tra l'altro che rivestiva anche, come dire, un ruolo, riveste un ruolo in questo momento tra l'altro importante nell'organizzazione e nella rappresentanza degli imprenditori, com'è diciamo, l'idea e in questo momento l'esperienza che hai nell'essere un testimone, nell'aiutare diciamo, la campagna di informazione che sta portando avanti sull'Ebiscito 2013? Guarda, io ti posso dire che ho conosciuto l'iniziativa su Facebook, pianino mi sono avvicinato al tema indipendenza perché come imprenditore, ma non perché penso che gli imprenditori siano migliori di altre categorie, solo perché probabilmente vivono anche in un contesto, quello dell'azienda e della competizione, che stimola a cercare nuove idee. Da parte il nostro popolo, diciamo i veneti, da sempre combattono contro le crisi economiche, ne abbiamo passate anche di peggiori, ne siamo riusciti. È stato un bellissimo discorso fatto da uno dei massimi esperti, purtroppo non ricordo il nome, sul Palladio, ci diceva che le ville venete sono bellissime, arrivano i turisti che guardano e dicono che belle residenze. No, in realtà le ville venete sono delle fabbriche, sono costruite per la produzione e la coltivazione del bacco da seta. Il mondo tessile nel mondo è nato a Vicenza, non in Italia, non nel Veneto, non in Europa, nel mondo, e ne abbiamo ancora purtroppo dei reperti ormai in decadenza che sono per esempio la Lane Rossi o la Marzotto, per fare dei nomi diciamo più altisonanti. E quindi il referendum, l'indipendenza, io lo definisco il classico pensiero laterale. Cioè, tra una scelta che ti mettono sempre davanti, destra, sinistra, A o B, 1 o 2, questa è la terza. Effettivamente è una cosa che i creativi, tu mi pare, perché ci siamo conosciuti stasera, quindi mi sembra che dalle due chiacchiere che abbiamo fatto tu sia uno di questi o comunque frequenti quel mondo, ed è sempre la via innovativa, cioè l'innovazione avviene quando si rompono gli schemi. Purtroppo io ero, non purtroppo, per fortuna, perché mi sono preso 3 giorni di vacanza con la mia famiglia, una bambina piccola di 2 anni, io dopo troppo poco, all'isola d'Elba, e ho seguito in streaming il consiglio regionale, dove questa caratteristica dell'innovazione non c'è stata, perché ancora si continua a ragionare per schemi vecchi. Ma se gli imprenditori, e torno un attimo indietro, io continuassi
con grande fatica a portare avanti la mia azienda, perché penso che nessuno oggi non solo nuoti nell'oro, ma non dorma la notte per pagare i contributi il 16 del mese, no? Non si sa dove andarli a prendere. Mi fermassi alle scelte che ho davanti, probabilmente avrei chiuso, avrei pensato ad altre soluzioni molto più comode, magari come dirigente o magari altro tipo di esperienza. Purtroppo c'era qualcuno che diceva che il coraggio, se non ce l'hai, non te lo dai, no? Deve essere un agente esterno che interviene e ti consiglia. Aggiungo anche, per finire il discorso che ho potuto seguire, quello che ho potuto vedere in streaming, che ci vorrebbero degli statisti ogni tanto, ci vorrebbero quelle persone che, come è stato anche nell'Italia post bellica, gente come De Gasperi che magari per prima cosa intanto ha messo a posto il suo Trentino. Se fosse nato 20 km più a sud forse avrebbe pensato al Veneto anche per una soluzione di quel tipo. E quindi ecco, tornando al discorso referendum, sicuramente come imprenditore, cioè come persona, voglio dire, io ho le mie idee politiche, no? Quindi diciamo, sposerei il sì a questo progetto. Come rappresentante di categoria, io fino a 20 giorni fa ero presidente dei giovani di Industria, che ricordo è la terza organizzazione delle medie imprese in Italia, a licenza 1500 imprese, e non potevo, ma neanche volevo espormi nei confronti di un partito che avesse un progetto politico. Questo non è un progetto politico, nel senso, oppure lo è nel senso buono del termine, a mio avviso. Io sto dando un'interpretazione perché sto avvicinando questo tema in maniera veloce e profonda, come di solito faccio, ma partita da poco tempo fa. E quindi è un progetto che ha a che fare con la democrazia, prima ancora della politica. E la politica c'era anche nella DDR, c'era grande politica, e purtroppo però mancava pur nonostante nel nome fosse democratici, il tedesco non lo parlo, ma Repubblica Democratica, come oggi abbiamo il Partito Democratico da noi, tutta sta democrazia però sono i primi poi che vietano dei diritti fondamentali, secondo me, cioè quello dell'espressione.